appartenenza. In questi 4 anni, inoltre, abbiamo continuato la nostra collaborazione, sia con le confederazioni a tutti i livelli e quando si è presentata l'opportunità con le altre categorie, permettendo così di approfondire una conoscenza reciproca che ci ha consentito di stringere legami forti tra di noi e darci reciprocamente aiuto nell'affrontare le tante sfide sindacali che ci si sono presentate. Nel ripensare a quel congresso del 2017, nei primi anni, nonostante le nostre fatiche e il nostro impegno, le tematiche da affrontare erano sempre le stesse: crisi economica, crisi dei valori, incertezza politica, disoccupazione, presente e futuro dei giovani, povertà crescente e ancora sulle questioni più di pertinenza della nostra categoria: riforma della pubblica amministrazione, riorganizzazione, contratti. L'elenco sarebbe lungo e ci sembrava che la situazione fosse già molto complicata. Nessuno di noi avrebbe immaginato come sarebbe cambiata la nostra vita. Del 21 febbraio ricordo principalmente la telefonata del direttore che mi avvisa che avevamo un paziente positivo al Covid e io che metto giù il telefono e dico che mi sta intorno, ragazzi, è una catastrofe. Purtroppo non sono stato premonitore di una cosa vera, perché da lì è cambiato completamente tutta la nostra vita, tutta la nostra storia. Nel momento in cui è arrivato il secondo caso con gli stessi sintomi, la parte razionale diceva attenzione che probabilmente questo virus che è così distante si è avvicinato. La parte emotiva invece diceva no, non è possibile, siamo a Schiavonia, il resto del mondo è pulito, non può essere. E in realtà aveva ragione la parte razionale. Ecco. Tutto il mondo ha dovuto confrontarsi con un'emergenza nuova e il sentimento che domina in una malattia contagiosa e diffusiva è la paura. La gente sa benissimo che la malattia può privarti di tutto, dalla quotidianità alle elementari libertà della persona fino alla morte.